shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. È stato difficile portare a termine questa operazione o non più di tanto? No, non più di tanto. L'importante all'inizio è aver compreso lo spirito, l'importanza e anche quello che può essere significare per Verona, perché comunque Verona vive di turismo e di promozione internazionale e questa è un'installazione che sicuramente farà il giro del mondo. Di un grande artista. Appunto, ovviamente, perché se non ci fosse stato il maestro Pistoletto a promuoverla è chiaro che la reazione poteva essere diversa. Quando un grande artista propone a una grande città un'opera come questa, che ripeto in area ci sta benissimo perché veramente la location ideale, abbiamo accettato volentieri. Visto dall'alto poi sono state fatte delle riprese con il drone dove si vede veramente questo simbolo chiarissimo, sembra che sprigioni elettricità. Ecco, lo specchio per me è molto importante perché nello specchio vediamo la vita. Lo specchio è infinito, riproduce tutto quello che esiste, ma nello stesso tempo riproduce noi stessi individualmente, quindi c'è il rapporto tra l'individuo e la società, cioè l'individuo e l'universo, l'individuo e il mondo. Lo specchio è il principio che mi ha portato poi, attraverso questa idea di infinito, di ritrovare il rapporto tra il finito e l'infinito, partendo dallo specchio. Una formula matematica è unica, però può essere poi applicata in tutti i modi che si vuole, è come un principio e ciascuno può poi reinterpretare questo simbolo che è il principio dell'energia e dell'equilibrio. Qui vedete che ci sono due elementi che trovano equilibrio al centro e quindi creano energia al centro, come il polo positivo e negativo. Questo è un simbolo che possiamo dire fenomenologico, che poi ispira poi a qualsiasi persona il desiderio di prodursi creativamente, perché è il simbolo della creazione. La creazione avviene sempre mettendo due elementi insieme, due elementi anche contrastanti, insieme per creare qualche cosa che non esisteva prima. Tasted the pain of losing someone, broken chains. Don't even look back at this wasted moment's scars. If your heart too ain't but it used to be, she's not to blame. You should retreat, we watch it fall as you could see. Start the game. You tasted the pain of losing someone, broken chains. Don't even look back at this wasted moment's scars. If your heart too ain't but it used to be, she's not to blame. You should retreat, we watch it fall as you could see. Start the game.